Ottava e conclusiva, un confronto per 5 e 6 anni, non vincitori di 25.000 euro in carriera. 12 al via, 1 Carlos Di Ruggi, 2 Cartier, 3 Dark Angel Fee, 4 Colorado Spring, 5 Demetra JVS, 6 Denaldo P, 7 DJ Piz, 8 Derieux, 9 Cico dei Daltri, 10 Dream Matto, 11 Diamond Wise L, 12 Cometa La Torre, 13 dell'Alba. Autostart che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Partiti. È veloce Denalda OP che scatta dal 6 sulla rottura di Demetra GVS, prova a portarsi al comando. Denalda OP che prende l'iniziativa nei confronti di Cartier. Dopo un'ultima falsa partenza per nulla promettente, invece Denaldo P ha colto ottimo lancio e si è portata al comando, 14,6 per i primi 200 metri di corsa. Di fuori Dark Angel Fee che prova ad andare in pressione su Denaldo P. Va a chiedere strada a Sandro Miraglia che insiste sull'avversaria, 29,1 il primo quarto di gara, passa Dark Angel Fee. Rimane seconda Denaldo P che precede Cartier, poi Carlos Di Ruggi, allo scoperto Dream Matto che si porta in scia Derieux, quindi Diamond Wise L, 43,7 i primi 600 metri di corsa siderali per la categoria. Dark Angel Fee ha preso la testa e ora va via tutta. In seconda posizione Denaldo P, in terza Cartier, di fuori Dream Matto, poi Derieux, in corda Carlos Di Ruggi, in pariglia Diamond Wise L con accanto Cico dei Daltri, 58,3 per i primi 800 metri di corsa da parte di Dark Angel Fee che non si fa avvicinare dai rivali, chilometro in 1,13,5. Dark Angel in vantaggio, Denalda in seconda posizione, prova ad avanzare all'esterno Dream Matto, ma è davvero dura perché davanti Dark Angel Fee sta facendo un ciocco cronometrico, la retta opposta alle tribune ancora in 14,9, riaccelera Dark Angel Fee, sbaglia Denalda OP, Dream Matto che passa secondo nei confronti di Cartier, poi Derieux, quando siamo all'imbocco ormai dell'addirittura d'arrivo passa all'attacco Dream Matto che va su Dark Angel Fee che è andata via tutta e ora sembra un po' stanca ma prova a ripartire, insiste Dream Matto a centropista, lo scatto di Derieux, passa Dream Matto, Derieux che interviene a centropista, poi Diamond Wise L, Dream Matto ancora in vantaggio e sono 6, Dream Matto vince la sesta consecutiva facendo un numero tutta di fuori, corre bene Derieux al secondo, corre bene Diamond Wise L al terzo, 36 ad arrivare, 1,14 il ragguaglio cronometrico per il successo di Dream Matto, 1600 metri di fuori scoperto all'esterno di una cavalla che andava da 1,13. Vola veramente Dream Matto, in questa categoria non ha rivali. VP dell'Annunziata Gianni Targhetta e Vito Denunzio al training, Michele Giacomazzi alla proprietà. Successo il sesto consecutivo per Dream Matto che vince ancora, secondo Derieux, terzo Diamond Wise L, i numeri 10, 8, 11 il probabile arrivo dell'ottava e conclusiva dall'Arcoveggio.